L'ultimo episodio in ordine di tempo è il caso della tredicenne che ha tentato di suicidarsi gettandosi dalla finestra della scuola nel veneziano, vittima di cyberbullismo, un fenomeno difficile da arginare, ma soprattutto in preoccupante aumento, fenomeno che va combattuto con tutte le forze. Così a Castelfranco presto potrebbe partire un progetto pilota, il primo in Italia, un vigilante nelle scuole per combattere bullismo, droga e disagio giovanile. È una figura nuova che innanzitutto dovrebbe essere formata, dobbiamo avere del personale che si è occupato di sicurezza, potrebbe essere ex carabinieri, piuttosto del personale insomma, che ha avuto a che fare con le investigazioni di quel mondo lì, che però deve essere formato anche sugli aspetti educativi, perché all'interno della scuola dovrebbe avere dei compiti e degli obiettivi ben precisi. Come lavorare in collaborazione con gli insegnanti, con il personale ATA, presidiare le zone a rischio e osservare i ragazzi che hanno problemi relazionali. Perché il contesto scolastico deve essere depurato da tutta una serie di tossicità che vanno a incidere sulla qualità della vita e sulla capacità di apprendimento e di conoscenza dei nostri ragazzi. Un addetto alla sicurezza che dovrebbe vigilare nelle scuole dalle elementari alle superiori, progetto presentato da Borsellino, psicologo dell'USE, e dal maresciallo in pensione Antonio Currò. Soddisfatti anche gli insegnanti. Il progetto deve essere visto come un'opportunità di fare squadre, di fare reti tra più istruzioni e tra più formazioni. Ora pensiamo a Castelfranco Veneto che ci sono oltre 9 istituti superiori e sarebbe bello poter pensare che i 9 dirigenti delle scuole superiori possano creare un'opportunità perché questo progetto possa diventare un qualcosa di laboratoriale e anche entrare in campo a tutti gli effetti. Ovviamente il vigilante non potrà fare attività di indagine non autorizzato o operazioni di perquisizione.